Incremento turistico in Sicilia, i dati dell'Osservatorio regionale del settore per il 2022, l'intervento del Presidente della Regione Schifani. Giuliana Amiciché. Il turismo delle radici, il turismo cosiddetto In occasione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si è appena conclusa alla Fiera di Milano, la regione siciliana si è presentata reduce da una stagione caratterizzata da ottimi risultati in termini di arrivi turistici, nazionali ed internazionali, come testimoniato dai dati diramati dall'Osservatorio Turistico Regionale per il 2022. In particolare a fine 2022 nelle strutture ricettive siciliane si sono contati oltre 4 milioni e 858 mila arrivi, più 56% rispetto al 2021 e 14 milioni e 700 mila presenze complessive, di cui circa 6,4 milioni straniere, pari al 43,5% del totale. Il dato sulle presenze complessive segna una crescita di circa il 51,7% rispetto a quello dello stesso periodo del 2021. Ed è una quota che nel caso degli stranieri risulta superiore al 136%, mentre più contenuta per il turismo interno, più 18,9% per le presenze degli italiani a fine 2022. Si tratta di un trend positivo, confermato anche da quanto riscontrato nei due aeroporti principali dell'isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 passeggeri, più 55% sul 2021 e 52.008 movimenti, più 1,9% sul 2021. La media dei passeggeri per volo è stata di 136, raggiungendo quella del 2019. Molto bene anche il traffico internazionale, 27% sul totale passeggeri, quasi 2 milioni, e il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania l'aeroporto Fontanarossa con i suoi 10.099.441 passeggeri, più 64,9% sul 2021 e 72.505 movimenti, più 43,8% sul 2021, si piazza al primo posto per passeggeri nazionali, superando Palermo e anche alcuni dei principali aeroporti italiani. Si conferma inoltre l'aumento della permanenza nella regione, con una media che si attesta oltre i 3 giorni. E ciò grazie anche al successo dell'iniziativa Sea Sicily, avviata nel 2021, che ha accolto un notevole consenso tra gli operatori del comparto turistico locale e un elevato tasso di adesione. Tra le altre agevolazioni e incentivi, ampio successo ha riscosso la formula dell'acquisto di 3 notti con una notte in omaggio. Consensi anche oltreoceano dagli americani, che secondo la famosa rivista LUSA hanno eletto la Sicilia destinazione top in cui recarsi dopo la pandemia. E il presidente della regione, Renato Schifani, commenta: le strategie di promozione turistica della regione siciliana continueranno a mettere al centro delle nostre azioni l'immenso patrimonio storico e culturale del territorio. La nostra terra è intrisa da millenni di storia, oggi fonte di ispirazione per le nuove generazioni di creativi, siano essi legati alla moda, al cinema, al teatro, alla letteratura o all'arte contemporanea. È sotto gli occhi di tutti quanto la Sicilia, la sua architettura, i suoi colori, i profumi e i sapori siano alla base dell'estro creativo di artisti internazionali e nazionali. I dati dell'Osservatorio Turistico ci confermano l'incremento di presenze e arrivi nel corso del 2022. È un trend in aumento che vogliamo consolidare. Gli americani amano la nostra terra, quindi lavoreremo anche perché i mezzi di trasporto siano sempre più efficaci.